E visto che abbiamo già anticipato insomma, il ballo del gruppo di Collinas, giusto il tempo di cambiare lo strumento musicale e dunque riprenderemo con i Sonus de Ganna per questa seconda proposta, seconda e conclusiva proposta della parte non soltanto di Collinas ma proprio tutta quella dedicata al ballo e ai gruppi che questo ballo rappresentano, per poi passare alle due sezioni e alle due attività del canto. Michele De Rigare.